Oggi facciamo una cosa straordinaria. Prendiamo i semi direttamente dal melone e li mettiamo qui, nel suo posto. Questo è uno strappo alle regole. Questo è il sistema che si usava prima, quando se ne coltivava di meno, familiarmente. Questo si chiama savorada, che sarebbe un buco e si chiama savorada. Adesso, dopo aver messo a dimora i semi, li ricopriamo. Ricoprire questo in una profondità di 4, 5, 6 cm, non di più. Questi sono i semi dell'anno scorso, selezionati. Ci mettiamo un pochino d'acqua per inumidirli un pochino. Si mescola un pochino perché così penetra un pochino bene l'acqua. Questo le fa bene, sa, rinfrescarlo così. Di solito noi lo mettiamo almeno un giorno prima. Questi semi sono di questo tipo di melone, il famoso canarino, che noi usiamo qui a Luna Matrona. Questi sono i meloni coltivati in asciutta a Luna Matrona. Ripeto, prima si coltivava con la zappa, adesso si è inventato questo sistema con l'arato, che ci evita evitiamo lavoro e molta fatica. È stata una bella invenzione, questa è inventata dagli agricoltori. Adesso mettiamo i semi a dimora. A una distanza 1,20, 1,30, vedi? Dipende. E se ne mettono anche una decina, anche 15. Qui i semi si devono mettere, se possibilmente, lontano da una zona.